Com'è questo caldo africano? Come ci si ripara? Sinceramente non mi sembra peggio degli altri anni. Ma Basta. lei che tecniche usa per trovare il refrigerio? Nessuna tecnica, sto bene anche così. Io lo soffro molto il caldo, però di solito esco molto presto la mattina e quindi poi mi metto sotto a un ventilatore e sto lì fino a sera. Spengo il ventilatore del soggiorno, accendo quello della camera e vado a letto. Questo caldo africano cosa fa vendere di più? Cosa compra la gente? Certamente frutta. Frutta, Ma che tipo di frutta? albicocche, quelli di stagione, ovvio. Mele no, di sicuro. Noci pesche, albicocche, uva, comincia ad andare via uva. Ecco, roba stagionale. Non c'è nessuno qua. E noi abbiamo sbagliato il periodo delle ferie, l'abbiamo già fatte. Lezione, l'anno prossimo le faremo in agosto. Andando così così, c'è poca gente in giro. Compra frutta, prova a ristorarsi un attimino, pesche, noci pesche, l'anguria. Non hanno voglia di cucinare, giustamente con sto caldo. Si cerca di stare il più possibile al fresco in casa. È l'unica risorsa, non si sta bene da nessuna parte, se no. Quindi insomma, è un po' difficile da sopportare. Insomma, sì. Sono un po' fuori orario, però a me piace anche ritornare col caldo perché il mio corpo si robustisce e accetta sempre di più il caldo. Perché se stai rinchiusa dentro con l'aria condizionata che non la voglio è spento e rimani sempre come un po' delicatina che io non vorrei esserlo.